A Padova riaprono bar e ristoranti, ma c'è anche chi decide di tenere le serrande abbassate, almeno per un'altra settimana. Le linee guida, confermate solo domenica sera, non fanno stare tranquillo il titolare di questo bar di Galleria Borromeo, in pieno centro a Padova, a 2 passi da Piazza Insurrezione. Il timore di essere troppo frettoloso lo spinge ad attendere un'altra settimana. Io riaprirò il 25, ma semplicemente perché comunque l'ufficialità delle linee guida è arrivata ieri, nella giornata di ieri, e quindi per forza di cose, per capire bene tutte quante le cose descritte, ho bisogno del tempo. Questo esercente chiederà anche di allargare lo spazio esterno, una facoltà gratuita fino al 31 ottobre concessa dal Comune. Anche in questo caso però tempi troppo stretti. Mi sono preso una settimana in più per cercare di seguire tutte le cose fatte come vanno fatte, con criterio, anche perché lo sappiamo, nel momento in cui ci saranno controlli e ispezioni, ovviamente bisogna essere in regola con tutto. Il futuro è tutto da scrivere, ci sono preoccupazioni ma anche ottimismo. Sicuramente ottimista sì, perché comunque siamo imprenditori, siamo italiani, e quindi ottimista sicuramente sì. Da qua a dire che tornerà tutto normale come prima fin da subito, no. Tutti i punti critici ruotavano attorno alle linee guida dell'INAIL, impossibile rispettarle nella prima stesura, conferma questo barista. Ora, riviste dalla regione, vanno bene, ma servirà comunque qualche mese per ripartire. Di investimenti per il momento non se ne parla. Non oso pensare chi possa pensare di investire in questo momento. Se parliamo di quello che riguarda l'adattamento alle norme sanitarie, messe giù come sono le linee guida, posso dire anche che sono abbastanza ininfluenti, ok? Preoccupavano quelle di prima, quelle delle linee guida dell'INAIL. C'è stato uno spreco di tempo e un ritardo assoluto che è imbarazzante.